Ecco, io sono qui per presentare una piccola plaquette che si intitola Natal Piemonteis e che vuole in qualche maniera ricordare i Natali di un tempo, i Natali di una volta, i Natali del Requiem Venturum Dominum, quando andavamo alla novena natalizia, quando vivevamo da bambini una religiosità tutta sentimentale, ben inteso. E vuole essere anche questa piccola plaquette un modo per dire che il Natale, il presepio, è un presepio inclusivo. Vuol dire che personalmente non capisco le polemiche che si stanno muovendo intorno al buon Natale e intorno al presepio. Il presepio è davvero molto accogliente, accoglie tutti e quindi accoglie anche coloro che sono o appartengono ad un'altra religione, è fortemente inclusivo. Allora mi è venuto in mente che, pur recuperando la memoria di qualcosa che è legato al sentimento, potesse anche avere un suo valore assolutamente non polemico, ma affermativo. Questa è l'intenzione. È un poemetto in piemontese, naturalmente, con la traduzione a fronte, quindi facilmente consultabile, se non propriamente del tutto leggibile. So bene che c'è chi pensa che leggere il piemontese sia così difficile o perlomeno arduo. Io sostengo che non sia né così difficile né così arduo, ma in ogni caso sono pareri personali. C'è in ogni caso la traduzione che aiuta ed è questo poemetto distinto in 4 tempi, in 4 parti. C'è una prima parte in cui appare la luce ed è una luce invasiva, è una luce che non entra soltanto nei luoghi ma entra nell'interiorità, entra nelle persone molto semplici, perché il tentativo è quello di definire una sorta di presepio paesano, cioè proprio richiamandomi anche alle figure più o meno strane del mio stesso paese, tant'è che mi sono permesso il lusso anche di includere i miei genitori. Perché c'è un legame forte, insomma il Natale apre spazi che riescono a renderci in qualche modo migliori, insomma. Quindi c'è un primo tempo in cui è la luce a comparire, in queste persone che si sentono chiamate, ma non sanno bene spiegare da che cosa chiamate, da chi le chiami. C'è un secondo tempo in cui nella necessità del richiamo si impongono di andare e si rendono conto che sono in tanti, c'è un'intera comunità che va in un luogo che non sa definire e che sarà poi naturalmente il luogo della capanna, ma che non è certo quale sia, e quindi è un mistero in definitiva in atto. C'è poi una terza parte in cui elenco tutti gli stranomi, come si dice, di coloro che stanno andando verso la capanna e mi diverto anche un po', ecco, è un po' la parte più giocosa, in un certo senso anche più gioiosa, più umoristica anche, almeno in parte. E poi c'è l'ultima parte dove parla uno dei personaggi che sono tratti da questa comunità in esercizio, in movimento, il quale parla, nella capanna parla naturalmente a Gesù. Parla a Gesù e si lamenta di non aver portato, di non aver saputo portare nulla alla capanna, quindi non polli, non bottiglie di Barolo, niente di niente. E quindi si scopre di essere davanti a qualcosa di grande e di essere stato inopportuno, inadeguato, non essersi preparato alla bisogna. E fa un discorso al Cristo, al quale dice non tanto di avere luce da lui, ma in qualche modo di dare coraggio a lui, perché questo Cristo naturalmente sarà destinato alla crocifissione. È un po' in questo c'è un po' la memoria del Gelindo, ma senza nessuna possibilità di comparazione ben inteso e di valore. C'è anche una memoria di uno dei miei maestri, che è Renzo Gandolfo, il fondatore del Centro Studi Piemontesi, il quale ha sempre lavorato intorno alla memoria natalizia legandola continuamente alla memoria della crocifissione e poi naturalmente della Pasqua. Questo è tutto, spero che possa piacere. Lancio un invito perché, essendo dedicato ai soci del Centro Studi Piemontesi, Cade Studi Piemonteis, ecco, tutto fa ed è un segno che il Natale apre e apre a tutti coloro ai quali vogliamo bene.
Però una poesia ce la deve leggere. Sì. Almeno una te la deve leggere. Allora io leggo la parte finale, che forse... Quella più gioiosa. Allora la più gioiosa è quella degli stranomi. Allora facciamo la terza, perché poi c'è anche Marta Ciattun e Andrea Dei Teis che sono i miei genitori, insomma. Infatti non vedo l'ora di presentarlo a Pancalieri e di portarlo a mio fratello. Allora la terza parte. Parto? Prego. Parto con la terza parte. Jelfer Caval e Mario Diemlum, Giuspin il Sensal e Bertu di Diun, Je Pierin il Fre e Ciano l'autista, Culotul Sacrista, Trumlin Minusier, Ietista il Maslé e Geppe il Cammeis, Gustin il Barbé e Tavio del Peis, Ieneta di Pensa e Rita di Gat, che vendan su Acensa le cose a bumpat, ma in la pennoira, Cinota ed Matè, Bascian ed la Sloira, Culin Vinatè, e Bias di Trapun, Luis Panatè, Pinot, Sogarsun, Santin el Caglier. Iedrea di Teis e Marta Ciatun, Maria Baleis, Pierin del Balun, Ietco Madlinin, Fiorens la Scagassa e Tofu di Crin, Castan Rivabassa. Sun lì masce fumne, Fiulun e Masnà, Mignin e Mignine, sun tu Jan Charmà, d'un incantament che fa camminare e ai drissa lament alla luce del foyer. Bene, grazie.